Benvenuti, oggi è mercoledì 31 luglio 2024. Il sole sorge alle 6:03 e tramonta alle 20:09. La luna sorge all'1:42 e cala alle 17:28. Oggi è il giorno di Sant'Ignazio di Loyola. Il nome Ignazio viene dal greco e significa figlio. Il 1° agosto si celebra la festa nazionale della Svizzera. A Basilea i festeggiamenti cominciano il 31 luglio sulle sponde del Reno con una grande festa e il magnifico spettacolo pirotecnico alle ore 23. La festa nazionale svizzera a Basilea attira migliaia di visitatori. L'highlight della serata è l'eccezionale spettacolo di luci che include fuochi d'artificio e spettacoli d'acqua alle ore 22:15. Compie oggi 55 anni Antonio Conte, allenatore ed ex giocatore di calcio famoso per la sua grinta. Il suo periodo migliore in campo è stato con la Juventus, di cui è diventato capitano. Quindi la carriera in panchina con gli stessi bianconeri con cui ha iniziato il famoso e vittorioso ciclo Juve. La nazionale e le avventure londinesi con Chelsea e Tottenham. Per lui una montagna di scudetti e titoli. Buon compleanno anche a Joanne Rowling, la mamma di Harry Potter, festeggia oggi 59 anni. La sua vita è stata stravolta dal successo dei libri sul maghetto più famoso del mondo, pubblicati a partire dal 1997 dopo i rifiuti di numerosi editori. Nel 2011 è stata inserita da Forbes nella classifica delle donne più ricche del Regno Unito. Infine auguri per i 58 anni di Neri Marco Re, attore, doppiatore, conduttore televisivo e imitatore. Già dodicenne partecipa a spettacoli televisivi e nel 1988 vince come concorrente una puntata della corrida di Corrado. La grande popolarità arriva in TV grazie alla sua verve comica, prima al fianco di Serena Dandini, poi della Jalapas Band. Una spedizione tutta italiana, composta da 30 tra alpinisti e ricercatori. Era il 31 luglio del 1954, quando per la prima volta fu conquistata la vetta del K2, la seconda montagna più alta del mondo. Per arrivare in cima ci vollero 2 mesi. La squadra, che utilizzò mezzi e sistemi di sicurezza ben lontani da quelli moderni, era capitanata dal geologo Ardito Desio, ma a raggiungere la sommità furono Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Un'impresa salutata trionfalmente nel nostro paese, tanto che il K2 venne ribattezzato la montagna degli italiani. Sapete qual è l'animale più pericoloso al mondo? È grande come una palla da bowling e ha dei tentacoli che sono lunghi 3 metri in fase di caccia, mentre quando nuota li contrae fino a 15 centimetri. Stiamo parlando della medusa detta vespa di mare. È dotata di un potente veleno ed è diffusa nella fascia costiera dei mari del nord dell'Australia e del sud-est asiatico, dove si nutre di crostacei e piccoli pesci. Comunque non preoccupatevi, in Sicilia non è ancora arrivata, potete godervi il mare. Buongiorno ai 12. Oggi un'ambiziosa luna congiunta Giove vuole rendere i segni zodiacali un po' più volitivi e farli puntare ad obiettivi un po' più grandi. Vediamo come. Ariete, l'obiettivo più grande che in questo momento inseguite è sicuramente la chiarezza di ciò che volete fare di voi, della vostra casa, della vostra famiglia e della vostra vita. Volete di più, volete allargare, vi sentite pronti finalmente ad avere una famiglia perché non ce l'ha, ad estenderla perché già l'ha, o a fare delle operazioni che rendono più confortevole tutta la vita familiare.
Toro, la giornata di oggi è una giornata che vede ancora barcamenarvi su questioni economiche, ma oggi è una giornata di incassi, oggi è una giornata che potrebbe essere molto fortunata per allargare notevolmente il vostro volume d'affari, il vostro giro, accettare degli incarichi e degli ingaggi, quindi in bocca al lupo, scegliete bene. Gemelli, una giornata oggi molto dinamica e fatta anche di un forte senso di sintesi, proprio perché Luna, Giove e Marte sono tutti fortemente congiunti. Sicuramente con la quadratura di Mercurio sarete molto più incisivi e con Marte in Gemelli la lingua ne ferisce più della spada. Cancro, giornata oggi che si congiunge a uno dei vostri pianeti preferiti, la Luna oggi è congiunta a Giove, quindi la vostra dea si espande, vuole partire, viaggiare, estendersi, vuole comunque, ha bisogno di una ribalza importante, anche perché no, una dichiarazione un po' più ampia, un po' più pubblica, che non si limita solo ai parenti. Oggi farete partecipe di tutto quello che desiderate una notevole quantità di persone che sono nel vostro parterre affettivo. Leone, la giornata di oggi è ancora contornata da tante sorprese amicali e incontri fortunati, potrebbe essere anche una giornata importante per firmare un accordo o per rivedere le condizioni lavorative e migliorare le condizioni contrattuali, ottime notizie in famiglia. Vergine, una giornata oggi molto dinamica e particolare, proprio perché quella Luna congiunta a Giove è in quadratura col vostro Mercurio, con la presenza pure di Marte in questa quadratura, vi dà modo di dire appunto di stabilire delle condizioni che daranno sorte o morte. Ecco, rispetto a un progetto lavorativo, rispetto a una soluzione, si deciderà in via del tutto definitiva se è il caso di proseguire oppure abbandonare. Bilancia, la giornata di oggi vi rende molto ambiziosi, alcuni di voi saranno già in viaggio, ma molti tenderanno a volere fortissimamente godere delle emozioni del momento, che vi regalano tanto proprio perché è un periodo abbastanza fortunato e pieno e ricco di emozioni, sensazioni, posti nuovi da vedere e persone nuove da conoscere. Scorpione, giornata oggi che prevede ancora un po' uno sdompismo da parte degli astri nei vostri confronti, proprio perché alcuni vi parlano poco, ma non sottovalutate i sussurri di Nettuno e di Saturno che sembrano un po' paralizzati nel lontano, nei loro motori retrogradi, ma che in realtà vi guardano volendovi dire senza parole tante cose. A proposito di parole, proprio Mercurio è il vostro migliore alleato, che dall'alto dell'11ª casa vi fa incontrare comunque le persone giuste per poter esternare un problema o semplicemente per darvi un segno che la vostra realtà è una realtà che può essere trasformata in tante maniere positive e costruttive. Sagittario, giornata oggi che prevede proprio l'unione della Luna col vostro Giove, ma in opposizione come anche Marte, quindi 3 pianeti in opposizione che vi vogliono fare puntare ad un obiettivo molto ambizioso, il gusto per un'ampiezza in più, il gusto per una comodità in più. Insomma, oggi tenderete a scegliere qualcosa di più grande e di più ambizioso, anche a discapito delle vostre risorse oggettive. Capricorno, giornata oggi che prevede un Saturno abbastanza consigliere che vi raccomanda di misurare le parole, anche se Mercurio vi rende fortemente sofisti e magnetici con queste. Decidete semplicemente con cui parlare. Una saggia decisione sarebbe quella di rimandare un incontro a qualche altro giorno un po' più disteso. Acquario, giornata oggi con una splendida Luna che congiunge a Giove e che parla al Plutone che ancora ospitate, ma che soprattutto si muove come Marte e Giove in 5ª casa, rendendovi fortunatissimi in questioni economiche, lavorative, ma soprattutto passionali. Il vostro fascino è al massimo, nonostante Venere e Sole vi vogliono un po' più stanchi. Pesci, giornata oggi che prevede ancora un certo bailam familiare, proprio perché si deve decidere se affrontare delle spese importanti, se trasferirsi o meno per le vacanze o come gestire tutto il resto del parentato o anche la casa, che potrebbe occorrere di una certa cura anche in vostra assenza. Una gara drammatica. La canadese Cook, detentrice del record mondiale, viene squalificata dopo 2 partenze false. Si accascia e scoppia a piangere. La tedesca Schmitz, esclusa per lo stesso motivo, mostra al giudice il pugno e lo accusa di incompetenza.
Il quinto tentativo è quello buono ed è la statunitense Betty Robinson il 31 luglio del 1928 a vincere ad Amsterdam per 1/10 di secondo i 100 metri della prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi. Se siete abituali frequentatori della palestra, sicuramente avrete sentito parlare di questo famoso motto: No pain, no gain, o tradotto letteralmente nessun dolore, nessun guadagno. Significa che se volete ottenere dei risultati in qualsiasi ambito dovrete metterci impegno. Tale concetto è diventato così iconico che è stato persino protagonista di un film interpretato da Mark Wahlberg, intitolato appunto Pain and Gain. Quindi ricordatevi che per ottenere successo dovrete essere pronti a sforzarvi e a superare i vostri limiti. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Eugenio Montale scrisse sul Corriere della Sera di un curioso episodio. Paul Cézanne, il celebre pittore, avrebbe rifiutato più volte l'elemosina al poeta Germain Nouveau. Si sussurrava che Cézanne fosse mosso da una sorta di invidia per la libertà del poeta mendicante. Parliamo proprio di Germain Nouveau, un nome poco noto in Italia. Il suo linguaggio poetico era innovativo e rivoluzionario. Dopo aver insegnato in un liceo, la sua vita subì un improvviso crollo psichico. I biografi raccontano di un lungo ricovero in clinica che durò molti mesi. Ma una volta uscito, Nouveau modellò la sua esistenza su quella di San Benedetto Giuseppe Labre, il vagabondo di Dio. Nouveau divenne un nomade, un vagabondo che continuava a scrivere anche se spesso rifiutava di pubblicare. Talvolta per timore di non riconoscersi si nascondeva dietro pseudonimi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sarà sempre ricordato chi vince, non chi arriva secondo. La storia non ammette di essere il primo dei perdenti. Primi o ultimi, per me è importante metterci il cuore, sempre. Quindi vi auguro un buon ultimo giorno di luglio. Noi ci rivediamo domani con l'Almanacco. Buona giornata.